Non c'è niente di meglio la mattina appena svegli che un bel cappuccino come al bar. Oggi vediamo insieme proprio come prepararlo. Gli ingredienti necessari per il cappuccino sono 500 g di latte, zucchero a piacere, una tazzina di caffè o in alternativa un cucchiaio di caffè solubile e una spolverata di cacao amaro. Per prima cosa versiamo all'interno del boccale 500 g di latte. Potete usare sia il latte intero che quello scremato, anche quello senza lattosio. Richiudete il boccale e impostate 3 minuti velocità 4. E il latte è montato. Adesso ci sono due opzioni. Potete scaldare il latte a 3 minuti 70 gradi velocità 3 se avete il caffè preparato con la moka oppure con la macchinetta del caffè, oppure potete aggiungere al latte 10 g di caffè solubile con lo zucchero se siete in velocità e dovete correre al lavoro. Ora scaldo il latte 3 minuti a 70 gradi velocità 3. E ora gli spolveriamo sopra un po' di cacao. E questo è il cappuccino veloce con il caffè solubile. E la giornata può iniziare adesso. Io ti ringrazio per aver guardato questo video e se ti è piaciuto il mio cappuccino ricordati di lasciare il tuo commento. Ah, mi raccomando, iscriviti al canale. Noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!